Amici di Centro Anch'io, ben ritrovati, siamo in compagnia della signora Sandra. Sì. Ci stava raccontando che è di Bergamo, ma oggi è venuta a fare una bella passeggiata a Brescia. Allora, più bella Bergamo o Brescia? No, sono belle tutte e due, guardi, a me piace molto anche Brescia. Lei va spesso? No, adesso no. Prima, quando ero un po' più giovane magari. Un giorno verremo a Bergamo a trovarla. Se verremo a Bergamo ci preparerà qualcosa? Bene. Pasta asciutta? Va bene. Verremo volentieri. Provi a leggere intanto questo proverbio. I bur ecce, i disgriga il carro. I bo ecce, i distriga al car. Che I vecchi disincagliano il carro. Sì, bene signora Sandra. Quindi secondo lei che metafora c'è dietro questo proverbio? Cose vecchie vanno ancora bene, perché aiutano. Vanno ancora bene. Bene signora Sandra, lei è giovanissima, quindi va benissimo. Grazie, a tra pochissimo iniziamo, restate con noi. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati. Oggi siamo saliti qui fin su in castello perché vogliamo dirvi che tra non molto nella Pinacoteca Tosio Martinengo arriveranno anche Due poveri in un bosco di Giacomo Ceruti. Il dipinto Due poveri in un bosco, una delle tele dipinte da Ceruti a Brescia intorno agli anni 30 del Settecento, proviene dalla collezione Fenaroli e presenta molti punti in comune con le opere presentate nei giorni scorsi. Il soggetto è misterioso e il suo significato non è completamente chiaro. Racconta l'incontro al limitare di un bosco tra un mendicante e una figura femminile. L'uomo, forse un reduce, indossa uno sdrucido pastrano di foggia militare e si regge a un bastone. A destra la figura femminile è nascosta dal velo che porta sulla testa. Non sappiamo se si tratti proprio di una bambina e se sia una mendicante o una contadina. Anche il suo gesto è ambiguo. Non è chiaro se stia andando incontro all'uomo o se stia retrocedendo, forse spaventata dal suo sguardo folle. Fate attenzione al proverbio di oggi. I bo ec, i distriga al car. Andiamo giù in centro a interrogare qualcuno. Stefano e Anita, guardate che simpatici. Eccoci. Senti Stefano, i boec non è facilissima. I boec, i distriga al car. Sai tradurla? E i bovini vecchi distruggono il carro, diciamo. Il carro di che? È Lo distruggono. Come fanno a distruggerlo? non lo so. Non è facilissima, Molto facile questa mi ha messo un po' in difficoltà. Sì, perché ha a che fare con l'epoca contadina ormai un po' tramontata. Pensa che quando si andava nei campi ad arare con i buoi, quindi. Certo. Sei perdonato. Va bene. Lo perdoniamo, Anita. Sì. I buoi vecchi, i districar, non lo so cosa voglia dire, il carro. Ma Però siamo al 70, non è distrigare, è distriga. distriga. Sì, accendo su- Distriga, è un verbo. Esatto. Loro distrigano il carro, sarà tirare, non lo so, però distrigare è un verbo che non conosco. Signora Angela, lei ha fatto più del dovuto, bravissima. Bene, mi fa piacere, arrivederci, buonasera. Ma tu Michele, con questi occhi, quante ragazze ammali, eh? Non mai se fa ammalare, riesce ad ammaliare. Non si può dire. Fa il timidone il nostro Michele. Vabbè, non è questo che ci interessa, ma è il proverbio di oggi. I boec, i distriga al car, cioè? I buoi vecchi Sì. distrigano, non lo so, il carro. Quindi se si parla di buoi e di carro, secondo te Michele? Contadini, campi, qualcosa legato a quello. Sì, bravo, certo, non nell'alta finanza. Tu hai parenti che sono stati solo contadini? I nonni lo erano, sì. Teniamoci stretti i nonni, va. Dalla mancia ogni tanto. Sì, bel contributo. Linda e Daniele. Linda, interroghiamo Linda, Che dici? Può essere preparata fra una bella figura? Non penso. Ma non ti dà fiducia, Linda, i boec, i distriga al car, cioè? Cioè i buoi vecchi lasciano, non so, il carro, non so. Non è facile questo distriga, però parlando di buoi e Ha di... a che fare con il carro, qualcosa del genere. In agricoltura oggi nei nostri campi i buoi non si vedono più perché abbiamo le macchine, però una volta... Sì, non saprei. È stata brava invece. Bravissima proprio.
Effettivamente amici il proverbio di oggi non era così immediato, i boez i distriga al cari, i buoi vecchi, e si torna quindi all'epoca contadina, liberano il carro incagliato che si era fermato durante i lavori agricoli, ovvero le persone anziane con la loro saggezza e le loro conoscenze riescono a risolvere molti problemi. Dal Castello è tutto, alla prossima, ciao!